bellissimo momento, innanzitutto perché finalmente si inaugura questa piattaforma logistica realizzata nel 2016 con un progetto da parte del GAL Terre Sicane, che dà la possibilità agli allevatori della zona di poter stagionare il pecorino DOP e di poterlo, volendo, anche vendere. Quindi ci sono 3 locali, uno per la stagionatura, il secondo per la cella frigorifero per tenerlo a determinate temperature. Un consorzio si è aggiudicato la gara, per cui da domani loro potranno liberamente usufruire di questo spazio, che sarà sicuramente una bella e una grande risorsa per gli allevatori del territorio. Dall'altro lato è un momento altrettanto importante sotto le feste di Natale, perché grazie ad un finanziamento dell'assessorato alle attività produttive abbiamo partecipato al bando, abbiamo avuto 32.000 euro di contributo con 8.000 euro di compartecipazione da parte del Comune. Abbiamo organizzato 2 eventi, abbiamo fatto un progetto organizzando la promozione dei prodotti locali, la promozione del territorio e la possibilità di esportare questi prodotti. Abbiamo scelto come piattaforma la Cina, quindi poter portare questi prodotti oltreoceano. Oltre alla piattaforma logistica è stato realizzato un centro di stagionatura per il pecorino siciliano DOP, e questo è l'unico centro di stagionatura in tutta la Sicilia. L'utilizzazione del centro a favore di tanti piccoli produttori di pecorino siciliano DOP diventa un'esigenza manifestata dai produttori per riuscire a stagionare tutti insieme e quindi, come dicono i francesi, affinare questo formaggio nel migliore dei modi possibili, in modo tale da ottenere un prodotto di alta qualità. Tutte le manifestazioni di questo tipo sono importanti per la promozione dei nostri prodotti. Bisogna farli assaggiare, bisogna spiegarli al consumatore, bisogna cercare di trasmettere quella che è l'artigianalità, il fatto che questi formaggi sono di alta qualità, ma non perché lo diciamo noi, ma perché la scienza ha dimostrato che i formaggi al latte crudo, i formaggi che vengono da animali che mangiano erba, i formaggi che vengono lavorati con attrezzature storiche come il legno, stagionati come il pecorino siciliano all'interno di grotte sulle assi di legno, questo si è visto che hanno una grandissima qualità in tantissime componenti che oggi chiamiamo anche componenti salutistiche. Si tratta di un dolce tipico di questo territorio che si chiama Siringata del Belice, un dolce che hanno portato un po' gli spagnoli in questo territorio con Terra del Gattopardo, per cui loro in Spagna li chiamavano charros e noi li chiamiamo siringate. Cambia l'elemento principale che è la ricotta, un prodotto tipico nostro, per cui un dolce di circa 500 anni fa che le massaie facevano nella propria casa quando abbondava la ricotta. Nella siringata troviamo 3 principali ingredienti: la ricotta, che è il principe, poi il zucchero o miele e grano antico, in questo caso un grano antico di Giustavisa stiamo utilizzando. Oggi un po' stiamo facendo una reinterpretazione un pochettino di quello che è la cacio e pepe, no? Però noi utilizziamo il nostro pecorino della Valle del Belice DOP con il pepe, appunto questo pepe in grani che mettiamo grossolanamente, e non è altro che una semplice vellutata appunto di pecorino.